partecipato anche l'Università di Sassari e Cagliari, che dimostra il legame tra l'inquinamento e la maggiore pericolosità del Covid. Ce ne parla Salvatore Lusso. Qualità dell'aria scadente, inquinamento, consumo del suolo che altera gli equilibri naturali. Tutti fattori che in alcuni posti hanno favorito la circolazione del Covid, soprattutto nel nord del paese, mentre la Sardegna si è trovata in una posizione privilegiata. A dimostrare con rigore scientifico il legame tra la diffusione del virus e particolari condizioni dei territori, arriva ora la conferma da uno studio multidisciplinare che ha visto coinvolte anche le università di Cagliari e Sassari. Esistono delle condizioni che non solo possono favorire la diffusione, ma devono mettere in allerta ovviamente le pubbliche amministrazioni per il governo di quella che è la fase successiva post-pandemica. Un migliore governo del territorio potrebbe così aiutare a prevenire o gestire meglio future epidemie, riducendo gli elementi che fanno crescere il rischio. Rimettere al centro i paradigmi della salute, che sono alla base di tutto. Ricordiamoci che già 100 anni fa con la spagnola tutti i paradigmi della città sono cambiati e in favore della salute pubblica poi l'organizzazione di città è cambiata. Nella mappa della pericolosità tracciata dai ricercatori, la Sardegna è comunque tra i territori dove il pericolo è più basso. La situazione nell'isola di Sardegna è sicuramente più favorevole rispetto ad altre parti. C'è da dire che tutta quella che è il contesto padano e del nord Italia presenta una maggiore pericolosità legata al fatto che oltre che le condizioni climatiche esiste veramente un consumo di suolo molto significativo.